Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, faccio mercato. Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. Mi vedete con la maglia del Napoli di Kevin De Bruyne. Perché? Perché appena finito il primo tempo tra Napoli e Cagliari, non vi svelo il risultato. Per chi sta vedendo la partita dovrebbe saperlo. Non vi svelo chi sta vincendo. Non ve lo svelo. Ci vediamo direttamente dopo il secondo tempo. Dopo il secondo tempo, col post partita. Questo video sarà in collaborazione con Dome Telecronaca, un altro ragazzo, un mio amico che porta video sul calcio. Allora, in questo video parleremo di due notizie di calciomercato. Lo so, vi è mancato, molti mi hanno scritto in Instagram Direct. Vi ricordo che mi chiamo Batman Napoletano, anche lì su Instagram. Mi hanno chiesto, ma il calciomercato, qualche notizia, ce la porti? Oggi, dopo tante ricerche, vi porto queste due, 3/4 notizie. Allora, le prime due sono, allora dico prima la prima. Allora, il difensore centrale, Timothy Cossagne, può lasciare il Fulham, club inglese, per, diciamo, avere più, tra virgolette, minutaggio, più tempo di gioco e per avere più possibilità di essere convocato dalla sua nazionale, che adesso non ricordo qual è, in vista dei mondiali in estate, i mondiali 2026. Quindi solo per questo potete capire che questo, tra virgolette, trasferimento, se si farà a gennaio. Lui diciamo vuole andarsene a tutti i costi per appunto che avere più minutaggio e avere spazio per i mondiali, per essere convocato ai mondiali. Poi il West Ham e il Brentford sono interessati a prendere il giovane talento difensore Thiago Gabriel. Qui non mi risultano che, come si dice in giro, la Juventus, e il Milan e il Napoli sono interessati al giocatore. Sono interessati solo il Brentford, il West Ham, e l'Inter per il giocatore. Non ci sta Milan, Juve e Napoli. Poi c'è un po' questa qui non è una vera e propria notizia di calciomercato, ma è un possibile rinnovo che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, quindi più o meno gennaio, febbraio per Ficaio Tomori. Poi c'è anche un altro possibile rinnovo, però non è certo questo rinnovo, quello di Sommer. Sommer proprio tutto un altro caso che vi posso parlare per 3 video di seguito, però io ve li racchiudo questi 3 video di seguito in 2-3 minuti. Allora, si dice in giro che Sommer deve rinnovare, si ritira dal calcio, non si ritira, non ha preso la decisione di ritirarsi, ma vuole giocare più o meno fino ai 40-41 anni. Lui vuole trasferirsi in un'altra parte, da un'altra parte, vuole andarsene da Milano, sfonda Inter, vuole provare nuove esperienze. L'Inter non penso che stia trattando il rinnovo di contratto di Sommer. Perché? Perché c'è anche un altro motivo, cioè quello di che l'Inter sta pensando di prendere per giugno per il mercato di estivo un nuovo portiere che può essere titolare nell'Inter oppure prendere tra virgolette un portiere che si alterna con Josef
Martinez, magari uno fa Champions, uno campionato, e poi magari, che ne so, futuro portiere sarà Caprile, non sarà Caprile, poi può pure essere che l'Inter prende Caprile, però no, è un esempio, viene detto che Caprile, tu giochi campionato. Campionato e Coppa Italia, Josef Martinez, Martinez Champions e Super Coppa Italia. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!